Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. Lunedì 26 gennaio, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari a Radiolina. Un saluto da parte di Andrea Matta. Che cos'è Casa CUS? È il programma che per circa 25 minuti ogni lunedì vi racconta tutto quello che accade al Centro Universitario Sportivo di Cagliari, in quelle che sono le sue 4 sedi, nel cuore pulsante di Satuchessa, nel polo sportivo universitario di Monserrato, casa della ginnastica ritmica e della scherma, nel nostro polo nautico di Via dei Calafati e ovviamente nel nostro centro sportivo Molentargius Saline. Prima di cominciare vi ricordo quelli che sono come sempre i nostri contatti: CUS Cagliari Official sulla nostra pagina Instagram e sul nostro account Facebook dove state guardando magari questa diretta, ma anche il sito cuscagliari.it, radiolinea.it e il nostro canale Unione TV, che diciamo ci manda in onda con qualche oretta di ritardo, ovviamente così per far rimostrare quella che è stata questa puntata. Vi ricordo quelli che sono i temi di questa 15ª puntata stagionale. Parleremo di del basket maschile nel campionato di serie DR1. Andremo a vedere un po' quello che è stato la nuova puntata del format di Federico Brazzo, e poi parleremo della storia dello sport universitario in Sardegna. Prima di andare dai nostri ospiti andiamo a vedere, caro Manuel Cozzolini in regia, come è andato questo fine settimana sportivo del CUS Cagliari. Partiamo dal calcio a 5, dal futsal, con la vittoria per 3-0 della squadra in serie C1 maschile contro l'Oristanese, la sconfitta in trasferta per la serie B femminile contro la Solarity, e poi la vittoria invece delle nostre ragazze della C femminile contro Mostri della Palude per 1-6. Per il volley invece sconfitta esterna per la A3 maschile contro Sav Treva Seleghe, e poi la doppietta per 3-0, vince sia la C maschile contro la Quadrifoglio Volley, vince anche la C femminile contro la Silvio Pellico 3P. Per il tennis invece i ragazzi della seconda serie maschile trovano la salvezza, perché hanno vinto il playout contro Poggio Sport Village B per 1-2, mentre sconfitta esterna per il calcio di promozione contro il Tonara per 1-0. E poi passiamo al basket, con la sconfitta della 2 femminile contro Materica per 36-68, la vittoria della DR1 maschile per 68-72 contro la GSO Elmas, e poi la vittoria anche della DR2 maschile per 55-58 contro la Cagliari Basket. Perché abbiamo chiuso con il basket? Perché appunto insomma andiamo a parlare un po' del progetto della DR1 maschile al CUS Cagliari. Lo facciamo con Marco Benucci, Mauro Grafiano e Tommaso Mozzo, rispettivamente allenatore e giocatori. Benvenuti. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Allora, presentiamoli un po'. Marco Benucci, classe 1988, siamo coetanei, caro coach. Prima stagione al CUS Cagliari. Prima stagione al CUS Cagliari, diciamo che sta andando anche bene. Aspetta, ne parli prima, piano piano, ci arriviamo piano piano. Mauro Grafiano, classe 1993? No. Magari. Siamo quasi coetanei, 89. 89, vedi, questo è l'errore di play, però, ruolo. Meno male, questo è giusto. Tommaso Mozzo, 2005, esatto. Play. Esatto. Perfetto, quindi diciamo 2 su 3 mi sembra un miracolo rispetto agli ultimi insomma casi. Battute a parte, prima di entrare un po' nel vivo della vostra stagione, vi chiedo un po' come è nata la vostra passione per il basket. Mauro? Allora, io ho iniziato a 3 anni perché la scuola materna era vicino alla palestra dove ho iniziato, la scuola basket Cagliari. Quindi mia sorella prima di me aveva iniziato a giocare a basket mentre frequentava la scuola materna, e una volta che ho iniziato anch'io sono stato subito parcheggiato lì dopo la scuola. Letteralmente parcheggiato lì. Esatto. Tommaso? No, allora io ho iniziato a giocare a circa 7 anni, ovviamente indirizzato da mia madre e mio padre. Perché tu sei un figlio d'arte, esatto, sia maschio che sia babbo che mamma. Sì, hanno giocato entrambi a alti livelli. Mia madre giocava ancora pure dopo che sono nato, quindi non andavo a vedere le partite, niente, è nata la passione lì. Marco? E io ho iniziato a giocare prima a Sublanu e poi a 18 anni, dopo l'ennesimo infortunio, 19 ho iniziato come vice allenatore, poi ho preso la testa da allenatore, iniziando alla Virtus Cagliari.
E quindi insomma questo vi ha portato un po' a essere anche qui al CUS. Torno da te Marco, perché abbiamo già parlato di quello che è il progetto maschile, del basket maschile a San Lucchese, al CUS Cagliari, iniziato lo scorso anno con la DR2, quest'anno diciamo che state scrivendo anche una piccola pagina della storia del CUS, perché questo in realtà è il primo campionato regionale maschile per il CUS Cagliari. Ti chiedo un po' di raccontarci come è nata la squadra e poi che tipo di ambiente avete trovato al CUS Cagliari. Allora, la squadra è nata da un progetto mio e di un mio giocatore che adesso sta facendo il dirigente, sta dando una mano, che è Alberto Pani. Abbiamo pensato perché non portare al CUS un campionato maschile regionale, quindi superiore alla promozione, che adesso si chiama DR2. E abbiamo pensato, ma sì, ce lo possiamo fare, e da lì è nato il progetto. Abbiamo un nucleo che era lo zoccolo della squadra che allenavo l'anno scorso a Elmas, e poi abbiamo un po' cercato qualche giocatore in giro, ma diciamo che il perno poi alla fine è stato l'arrivo di Mauro Graviano, insomma, che Mauro è sceso di una categoria, ci ha dato una grossa mano, e intorno a lui, diciamo, poi nascerà questo progetto perché abbiamo intenzione di crescere. Ecco, andiamo proprio da Mauro, insomma, sei uno di quelli con più esperienza, non sei uno di quelli che si chiama giocatori rappresentativi, come dicono quelli bravi. Senti un po' questa responsabilità e poi quanto conta essere d'esempio anche per i tuoi compagni, che abbiamo Tommaso, che è qualche anno più giovane di te. Essere d'esempio ormai è un paio d'anni che ci provo, perché comunque oltre a essere allenatore anch'io ho fatto l'istruttore gli anni scorsi per squadre giovanili, gli ultimi anni mi sono trovato a giocare sempre con ragazzi più giovani, e quindi ho più o meno indossato le vesti del modello, o ci provo perlomeno. Quest'anno, diciamo, io sono arrivato per ultimo, quindi ho provato a entrare in punta di piedi, ho provato a osservare, a vedere i ragazzi, a conoscerli, e non ho sentito questo peso. Adesso piano piano che comunque li ho conosciuti e mi sono inserito, sto diventando anche più rompiscatole, penso, iniziando a alzare la voce. Per chi non ci guarda sui social, Tommaso ha annuito a questa affermazione di Mauro. Sì, in effetti, Ma un fa po'. piacere. Fa piacere. Sto cominciando un po' ad alzare la voce adesso, quindi Ecco. per me, ma non perché mi senta migliore, più bello, ma mi fa piacere provare a fare le cose bene, e mi fa piacere farlo fare anche ai miei compagni di squadra. Tommaso, confermi quello che ha detto Mauro sul Sì, suo sì, essere, sì. diciamo, responsabile e rappresentativo? Mettiamola così, confermi tutto? Sì, infatti Ecco. per me è importante proprio per quello la figura anche del senior in una squadra di giovani, che ti guida, ti corregge nelle piccole cose magari che lui vede, che magari tu non capisci al momento. Tu tra l'altro hai una storia sportiva diversa sia da coach Benucci che da Mauro, perché arrivi da Sassari, insomma sei arrivato qua se non sbaglio 3 anni fa, questo è Sì, il tuo 3 anni fa, terzo anno qui a Cagliari. Come ti trovi adesso nella realtà CUS? Anche perché studi tra l'altro qua a Cagliari se non sbaglio. Sì, studio qua. No, la realtà CUS è fantastica, a parte le strutture sono bellissime, super attrezzata, molto accogliente. Siamo arrivati, ci hanno dato divisa, giubbotto, sacca, tutto quello che c'era. E nulla, tra l'altro hanno a disposizione 3 campi che sono uno più bello dell'altro, una realtà fantastica. Ho visto da poco un post sempre di Casa CUS dove dicevano che si assomigliava un po' a un collegio americano, e condivido questa idea. È una delle citazioni che abbiamo pubblicato nell'intervista di lunedì scorso, proprio Sì. insomma citazioni che poi coinvolgeranno anche voi durante questa settimana. Grazie per questo ottimo gancio, inaspettato tra l'altro. Caro Marco, 15 vittorie in 15 partite, qual è il segreto? Stavolta insomma lo chiedo a te che sei l'allenatore. Poi qual è stato il momento più difficile di questa stagione, e quello diciamo che è stato, diciamo, il momento migliore? Allora, il segreto è semplice, nel senso, la squadra è una buona squadra che si allena con costanza, e quindi questo, diciamo, è il primo segreto, l'allenamento, ed è un gruppo molto affiatato. Il momento più difficile, che è stato superato anche grazie al fatto che ci consideriamo una squadra, perché, ripeto, viviamo anche l'ambiente universitario, e questo aiuta a formare una squadra, visto che abbiamo sia senior che universitari che hanno, diciamo, interessi diversi, ma vivendo all'interno dello stesso ambiente siamo riusciti a creare veramente un bel nucleo. È stato la ripresa dopo le vacanze
diciamo, Avete giocato, se non sbaglio, il Natale. 5 di gennaio. Abbiamo giocato domenica il 5, esatto, dopo che i ragazzi di Sassari sono tornati giustamente a Sassari per festeggiare, insomma, le festività natalizie. Siamo rimasti in pochi, non abbiamo fatto allenamenti con tanta costanza o comunque con quell'intensità, e riprendere direttamente con una partita contro una squadra invece giovane è stato un po' più complesso. Chiedo invece, diciamo, a Marco e anche a Mauro, e da cui parto, qual è secondo voi in questo momento lo stato del basket maschile a Cagliari? Perché insomma si parla un po' di numeri, quanto può crescere, c'è la realtà delle sfide, ci siete voi, perché comunque insomma, l'abbiamo detto prima, è un campionato regionale, c'è un campionato insomma da portare a casa, per cui sicuramente è un progetto, quello del CUS, che può crescere, però il basket maschile a Cagliari come sta? Gli ultimi anni penso che sia un po' calato, cioè, ma questo è all'occhio di tutti. I numeri sono calati, le squadre in Serie C, le squadre a Cagliari sono proprio poche, adesso non so nel dettaglio, ma sono diminuite. Forse in DR1 questo fenomeno si è ancora visto meno, perché il DR1 ancora lavora molto con giovani, con squadre di ragazzi, quindi è forse più facile. Però in Serie C a Cagliari è rimasto poco. Ma ormai sono diversi anni che vediamo numeri calanti. Certo c'è l'Esperia adesso che sta facendo un campionato importante, un processo importante, però dietro vedo purtroppo poco materiale. Marco? Sì, tolta l'Esperia, che negli ultimi anni diciamo è l'unica che è cresciuta, tra virgolette, come campionati dopo un paio di anni difficoltosi anche in Serie C, nel senso che provava a salire, adesso è riuscita a salire, c'è rimasta, ha fatto un bellissimo primo anno, questo già il secondo, quello insomma dovrebbero arrivare le conferme, dopo una partenza un po' così, anche per via degli infortuni, io sono convinto farà bene. Lo stato io lo definisco a volte comatoso, nel senso che la passione per la pallacanestro a Cagliari c'è, l'ha dimostrata in tutti gli anni, dal Brilla all'Esperia, quando si deve salire in Serie A. La passione c'è, però è una piazza molto difficile, se non vinci non convinci, e invece col CUS invece stiamo provando a fare questo, no? Stiamo partendo da una Serie D regionale, proviamo insomma a creare anche entusiasmo in questa zona della città e portare qualche altra squadra maschile magari nei campionati di Serie C o in campionati nazionali. Ne approfittiamo per dire che il prossimo appuntamento del basket maschile al CUS Cagliari sarà domenica 1 febbraio 19 contro il Sinai Basket, quindi insomma diciamo subito per portare un po' di persone in più al Palacus. Tommaso, abbiamo detto insomma che la vostra squadra è formata da tanti universitari, tu sei uno di quelli, com'è diciamo ecco, essere universitari, essere impegnati in una squadra come quella del CUS? No, a dire la verità, non si cioè, non crea problemi questo, perché fortunatamente gli allenamenti sono tardi, quindi ognuno ha il tempo di gestirsi la sua giornata. È bello il fatto che siamo tutti studenti, perché molte volte ci possiamo trovare ad esempio tutti in biblioteca, e comunque la squadra lì si vede anche fuori dal campo, è una bella cosa. Però proprio col fatto che gli allenamenti sono tardi, la vita universitaria si può organizzare tranquillamente. Noi chiudiamo ogni puntata di Casa CUS chiedendo ai nostri ospiti che cos'è per voi il CUS Cagliari, quindi lo facciamo anche in questa occasione. Partiamo da Marco Benucci. Per me è un'opportunità di crescita oltre che personale, ma anche per il movimento. Penso che il CUS abbia le strutture e le potenzialità di far bene anche nei campionati nazionali. Mauro Graviano. Per me sembra una squadra unica, nel senso anche con gli altri sport noi diciamo siamo un gruppo unico, una squadra unica con pallavolo, con calcio, con calcetto, con cui magari a volte condividiamo anche lo spogliatoio, ci incrociamo, scambiamo due chiacchiere tra un allenamento e l'altro. Questo mi piace un sacco. Tommaso Mozzo. Sì, condivido l'idea di Mauro dell'idea la società nel complesso, di un unico complesso, è bellissima come cosa. Io ringrazio Marco Benucci, Mauro Graviano e Tommaso Mozzo, grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie a voi dell'invito. Ospiti di questa puntata di Casa CUS Cagliari a Radiolina, andiamo a vedere questa volta dove ci porta il nostro Federico Brazzo. Qui non ti scontri con nessuno, ma sei sempre sotto pressione. Lo sport di oggi è il volley. Salti, atterri, riparti. Un attimo prima sei fermo e l'altra stai per salvare il punto. Uno sport ricco di intensità, ma che dura solo pochi secondi. In questo sport ruota tutto attorno alla tensione, perché la palla può cadere da un momento all'altro. Ed è qua che nasce quel brivido costante che ti fa sentire vivo dentro al gioco. Un aspetto curioso di questo sport che lo contraddistingue dagli altri è il fatto che la cooperazione non è una scelta, ma è una regola.
Non puoi fare punto da solo, per farlo servono almeno 2, spesso 3 persone, perché c'è chi riceve, chi alza e chi, bam, attacca. La cooperazione, non essendo un valore aggiunto, diventa la struttura stessa del gioco e si basa dunque tutto sulla fiducia reciproca. Qui al CUS Cagliari il volley è uno sport relativamente giovane perché è nato solo nel 2017, ma offre un percorso completo che vede giovanissimi S3 agli amatori, fino alle squadre agonistiche, maschili e femminili, dalla Serie D alla Serie A. Insomma, ce n'è davvero per tutti e oggi andremo a parlarne con Riccardo Facci. Riccardo. Ti chiedo cosa serve per creare la fiducia vera in uno sport in cui la cooperazione è obbligata? Può essere semplicemente il fatto che fuori e dentro il campo si può creare un legame. Cosa vuol dire? Anche semplicemente con i compagni poter riuscire a parlare dell'allenamento, a parlare della partita, a parlare anche dei propri problemi personali. Capiamo assieme e riusciamo a giocare bene assieme, che è la cosa più importante che ci possa essere. Prima di tutto devono un minimo instaurare un po' di amicizia. Si creano delle rivalità Si portano poi sul campo. si insomma. portano sul campo e alla fine allora, le rivalità, ci sono delle rivalità buone, uno si vuole conquistare il posto in campo, però sempre nel modo corretto, in amicizia, chi è fuori deve incoraggiare chi è dentro, Supporto quindi reciproco. ci deve essere un supporto reciproco Ecco. e quindi per forza deve essere così. Per quanto riguarda il settore giovanile, oltre lo sport, cosa c'è dietro? Cosa è secondo me più difficile perché comunque hanno la prima impronta con questo sport, devi impostare, cioè devi introdurre dei metodi indotti in modo tale che questo sia uno sport gioco, bello animatoriale. Ok, animatoriale. Quindi io sono non solo istruttrice, educatrice, ma soprattutto animatrice. E anche oggi un altro fantastico sport l'abbiamo scoperto. Noi ci vediamo alla prossima puntata tra Bra e Campo, storie, persone e sport. E grazie al nostro Federico Brazzu, questa volta insomma ci ha portato nel mondo della pallavolo. State ascoltando Casa CUS Cagliari a Radiolina, io sono Andrea Matta e in questa ultima parte di questa 15ª puntata stagionale vi portiamo un po' a scoprire quello che è la storia dello sport universitario. Il CUS nasce nel 47 ma c'è un mondo prima degli anni 50. Lo facciamo con Mario Fadda, benvenuto, bentornato. Buon pomeriggio a tutti. Prima puntata per te qua a Casa CUS, perché ci eravamo incontrati per altre vicende rosso-blu, non per il mondo del CUS Cagliari, ma mi sei venuto in mente qualche giorno fa mentre preparavo questa puntata, perché tu insomma da storico dello sport puoi raccontarci un po' quello che è stato lo sport universitario prima del 47, quindi prima della nascita del CUS nella sede Libera Associazione Universitaria Cagliaritani, che diciamo era la sede del 47 in via Università 36. Quindi andiamo un po' prima, ecco, adesso, mentre vediamo un po' di foto insomma che ci hai così gentilmente concesso. Cosa c'era prima del CUS? Ma in realtà prima del CUS c'è tanta storia, una storia che noi possiamo far partire dagli albori del 1900. Per esempio la prima partita di calcio in Sardegna è stata disputata da studenti universitari di Cagliari, insomma erano sardi perché provenivano da tutte le parti dell'isola, principalmente iscritti in facoltà di medicina e giurisprudenza. Colui che porta il calcio in Sardegna è Giorgio Ballerini Pinna, che è nipote del presidente, diciamo uno dei primi presidenti della Lazio, Fortunato Ballerini, un ginnasta molto famoso all'epoca, che porta un pallone da Roma e organizza 22 pazzi che in piazza d'armi iniziano ad allenarsi per capire cosa fosse sto gioco, e il 27 aprile 1902 si disputa la prima partita di calcio in Sardegna, esattamente nel piazzale della facoltà di ingegneria. Praticamente là non è proprio piazza d'armi, lì c'era la piazza dove i soldati facevano la loro rivista, insomma il saluto alla bandiera, e lì avevano predisposto anche questo campo in quello sterrato. Poi tra i personaggi storici insomma che abbiamo visto anche nelle nostre immagini c'è Giorgio Mereu, capitano Sì. del Cagliari 2022 se non sbaglio. Esatto, Giorgio Mereu è uno dei personaggi chiave per lo sviluppo dello sport in Sardegna, anche lui studente di legge, avvocato in seguito, primo commissario straordinario della FIGC in Sardegna, fondata nella prima del 21, primo capitano e primo segretario del Cagliari nascente, che non dimentichiamo che è fondato da un ex professore universitario Fichera,
e da studenti universitari. La prima partita del Cagliari, per esempio, fantomatica, quella dell'8 settembre del 20, con la Torres, è giocata con le maglie bianche che si dice siano ricavate dai camici procurati dal dottor Fichera. E Giorgio Mereu ne è capitano, promotore, ma già prima della prima guerra mondiale lui si era attivato da studente del Dettori, e poi da studente universitario aveva praticato diversi sport, tra cui il football, e poi era partito anche come volontario durante la guerra. Tra le altre immagini c'è quella di Carlo Mereu, che è il fratello minore di Giorgio e che è studente universitario, campione dei 100 metri nelle Olimpiadi Universitarie del 22 e primatista italiano dei 200 metri. Quindi insomma il famoso legame tra lo sport e l'università si vede anche a livelli un po' più alti adesso, insomma. Ci si vedeva. Assolutamente. Carlo Mereu, che era un attaccante nel calcio, fratello minore di Giorgio, è un personaggio notevole dal punto di vista atletico, perché sì, alle prime università, diciamo le prime universiadi, diciamo così, chiamate all'epoca Olimpiadi Universitarie, nell'aprile del 22, quindi ancora prima dell'avvento del fascismo, vinse i 100 metri, si qualificò per terzo, se non ricordo male, nei 200, e non poté disputare la seconda semifinale dei 400 per un problema a una caviglia, per cui è un poliatleta a tutti i livelli, fortissimo, tra l'altro uno anche dei primi cestisti a livello regionale, perché la prima partita di basket, sempre giocata da studenti universitari, risale a Cagliari il 16 novembre del 24. Sassari ci ha preceduto di 2 mesi, perché la prima partita in assoluto in Sardegna risale al 20 di settembre del 24. Sempre tra le immagini che abbiamo visto prima, ovviamente lo diciamo a chi ci segue in questo momento sui nostri canali social o sul sito o sul nostro canale YouTube, c'è una foto del GUF, quindi con GUF Cagliari, campionato di basket Serie B del 39, e in questo caso si parla di pallacesto, per far capire insomma appunto come le differenze col passato, ovviamente, e insomma i giocatori elevano la famosa K che storicamente diventa poi il logo del CUS Cagliari, cambiato insomma negli ultimi 10-12 anni, però ecco, diciamo che la storia poi insomma parte anche da qua, ovviamente. Certo, assolutamente, la K ovviamente sta per Caralis, i colori erano quelli, blu, K rosso, e la squadra nasce a metà degli anni 30, ovviamente tutti sappiamo che nel 23, con la riforma, diciamo, delle frange giovanili sotto il fascismo, una dittatura ovviamente deve poter accaparrare tutto, per poter imbrigliare tutta la società, e i giovani non sono ovviamente lasciati a loro stessi. Lo sport viene organizzato dal punto di vista del partito, e il GUF non sono altro che i gruppi universitari fascisti, che ovviamente a differenza del CUS, tutti gli altri movimenti prefascisti, fascisti e post-fascisti non sono prettamente sportivi, ma praticamente comprendono tutta la vita dello studente universitario. Il CUS ovviamente ha più un carattere sportivo, ecco. E il GUF è importante perché, oltre ai litoriali, in cui il GUF Cagliari è la prima compagine sarda a fare per esempio i litoriali della neve, quindi a Cortina Lampezzo nel 33. Abbiamo poi appunto il basket, che dal gennaio del 38, scusate, il 9 gennaio del 38 abbiamo la prima partita in Serie B. Tra l'altro, se possiamo aggiungere, in quello stesso campionato, 3 anni dopo, esordirà Vittorio Gassman. E quindi insomma è un campionato storicamente importante su tutta la linea. L'ultima cosa su cui ci concentriamo è un articolo con della promozione sarda 53-54, parliamo di calcio, ma come CUS Cagliari, il titolo è "Ha chiuso in bellezza il CUS Lamsicora", e quindi insomma si parla un po' di quello che è il calcio. Il CUS nasce nel 47, quindi il CUS in questo caso ha 5 anni, però qui c'è il calcio universitario, insomma poi ha preso questa linea, no? Assolutamente, dalla fine degli anni 40 il CUS si organizza anche come sezione calcio, e è una sezione ben organizzata, perché nel 51-52, durante la prima divisione, prima di arrivare a questa partita, che è l'ultima gara di campionato del 53-54, in cui il CUS chiude a metà classifica, nel 51-52
vince la prima divisione sarda, che è l'equivalente dell'eccellenza regionale. Peccato purtroppo per il CUS, quell'anno le promozioni erano bloccate perché c'era una riforma dei campionati, doveva nascere la quarta serie e la promozione regionale, e per cui il CUS, che poteva fare la Serie C, non fece la Serie C. Mario, facciamo così, è una parte storica insomma molto importante e ti chiamerò poi durante, magari fino a maggio, diamo ancora Volentieri. un po' di puntate e continuiamo a raccontare un po' quella che è stata la storia dello sport universitario in Sardegna. Grazie Mario Fadda. Grazie a voi. Io ricordo quelli che sono i nostri contatti, CUS Cagliari Official sulla pagina Instagram, se non l'avete ancora fatto andate, cliccate, segui e insomma ecco, continuate a seguire quelle che sono le nostre attività, il nostro sito cuscagliari.it. questo è il video dalla nostra pagina Instagram, perché ci segui sui social, insomma abbiamo un po' di contenuti, compresi anche gli allenamenti di Pilates, chiunque ecco volesse iniziare a allenarsi, c'è la nostra Yuna ecco che si allena, e poi tutte le varie campagne in corso in questo momento sui nostri canali social. Grazie al nostro Manuel Cozzolino in regia, un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS Cagliari torna tra 7 giorni. Radiolina e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.